Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, eravamo rimasti qui che c'era un posto un po' abbastanza rognosetto, direi. Merda. Quello là è bello grosso. Allora, cosa possiamo fare? E qua non possiamo. Beh, no, uno posso farlo effettivamente. È veloce, sì, caricare adesso. Accidenti, uno è lì. Non lo avevo visto. Eccolo là. Chi è, ri- chi è che è rimasto vivo? Quello grosso, ovviamente. Forza, figlio di Dio. Non c'è un po'. Oh merda. Porca troia. Silenzio. Beh, è andata leggermente meglio del previsto. Vediamo se c'è qualcosa qui in giro. C'è questo. E basta. Ah, qui c'è un po' di roba. Bene. Qui ci sono altre frecce, sì. Abbiamo capito come utilizzare bene le frecce. Quello là che cos'è? Al massimo. Ah, 200 è il massimo. Ce ne sono anche qui altri. Allora dovrei prepararmi intanto una di queste e una di queste. Mi do... Allora, c'è questo pezzettino che... Vediamo qui. Allora qua possiamo andare dentro e... Dio. Ce ne sono così tanti. Lo so, muoviamoci.
Ce ne sono altri due. Vediamo se riusciamo a farli fuori. Oh, cazzo. Con calma. Si può andare giù per di qua? Sì. Qua non si va da nessuna parte. Io direi di... faccio il nastro io al massimo, ma... non, perché qua ci sono un paio abbastanza. Guarda, è qui dietro uno. Vediamo se non riusciamo a morire. A sinistra! Ce n'è un altro in fondo là. Oh, duri a morire, eh? Morto? A quanto pare sì. Bene. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Almeno ci ha dato un po'... ci ha dato un po' di cose. Adesso ricarichiamo. Allora, adesso andiamo alla ricerca. Andata meglio del previsto comunque, eh. Ah, è là dietro. Dove sei?
che siano morti tutti quanti. Sparerei. Abbia ragione. Resisti e vinci. Spero, perché guarda... Andiamo a vedere se c'è qualcos'altro qui, ma non credo. Abbiamo ancora i cosi al massimo. Cioè, potremmo fare un coltello, neanche. E vabbè, niente, continuiamo allora. Ripeto, è andata meglio del previsto, perché di solito qui, in questi punti, c'è la famosa pistola. Beh. Vabbè, ha perso un colpo. Ok, riesci a spingere giù la cassa? Certo. Occhio là sotto! Fa attenzione, l'acqua sembra profonda. Ecco cosa faremo una lavamatrina. Sarebbe? Puoi insegnarmi a me? D'accordo. No, non ci arriviamo. Ma dove sei? Come devo fare adesso? Mi sa che devo andare per sotto. Infatti. Sono dall'altra parte. D'accordo, arriva. Vediamo se c'è qualcosa qua in fondo. Stai vicino al bordo. Lì è più bassa. Gira. Numero 3. Di fronte al fallimento della loro missione, Daniele e James hanno scelto di fare il supremo sacrificio per l'umanità, guidare la nave e la bomba antimateria in una stella di neutroni. L'esplosione è stata un singolo evento astronomico più significativo della formazione della galassia e ha distrutto la flotta di viaggiatori, il loro pianeta e innumerevoli altri mondi di sistemi solari. Ma sarà sufficiente il sacrificio di due più grandi eroi dell'umanità per spezzare la massa del ferro dei viaggiatori? E chi lo saprà? E chi lo sa? Aspetta un attimo. Ah no, ancora 0 colpi. Ed ecco un'altra porta chiusa.
Va bene. Dammi il piede. Ok. Dai. Apri quella porta. Attenzione! Lasciami andare, stronzo! Tutto ok? Sì. Mi ha solo spaventato. Non vedo l'ora che quelle cose spariscano. Grazie. Vediamo cosa c'è da rancurare qui in zona. I nastri li abbiamo al massimo e non possiamo farci nulla. Un coltello, ma anzi facciamo questo. C'è un banco da lavoro. Vediamo se si può modificare qualcosa. 40 pezzi abbiamo. Ma facciamo questo, Sì, bel lavoro. Abbiamo sprecato un po' di colpi prima, però dai, se non... Occhio alla testa. Ben fatto. Devo fare un altro coltello, ma non ho lame. Invece con i psicofarmaci, oh sì, siamo distanti. Anni luce. Diciamo che certe materie ci mancano. Ehi, guarda. Ci mancano e non poco. Eccolo là. E adesso? No. Vediamo che gentaglia che troviamo qua da basso. Qui non c'è niente. Mi sa che devo andare qua. Mamma mia che giro. Se l'hai fatta. Fammi attraversare.
Qui c'è qualcosa? No. Come ho fatto a morire, scusa? Ok. Salta su. Ok. Ok, ecco. Ci sono. Fai attenzione. Presa. In teoria dovrebbe portarmi... Ah no, giù là, Dove sei andata? Cosa è successo? La scala si è staccata dal muro. E ora? Mi farà venire un'idea. Riprendiamo la scala e posizioniamola qui. Ah, ho capito. Bella idea. Oh, cavolo. Vado avanti io. Tu segui. Ok, dietro di te. Con calma. Tutto bene? Faccio del mio meglio. Allora? Ok, dai, salta. Mi prendi tu, sicuro? Ti prendo. Visto? Ce la facevi da sola. Scendiamo da quest'affare. Oio. muoviti. Aia. Vieni qui! Forza! Ci sono. Devo fare adesso.
Al limite. Mani in alto! Non respira. Metti le mani in alto, cazzo! Dai, andiamo. E testa di cazzo. Una grande testa di cazzo anche. Benvenuto tra le luci. Scusa per... non sapevano chi fossi. Ellie, Sta bene. L'hanno rianimata. Siete arrivati fin qui. Come avete fatto? è merito suo. Ho lottato come un drago per arrivare. Forse era destino. Ho perso molti uomini venendo qui. Ho perso praticamente tutto. Ma poi spunti tu e vi troviamo giusto in tempo per salvarla. Forse era davvero destino. Portami da Ellie. Non devi più preoccuparti di lei. Ci pensiamo noi. Invece sì, fammela vedere, per favore. Non puoi. È quasi pronta per l'intervento. Che vuoi dire? Quale intervento? I dottori mi hanno detto che il Cordyceps, il fungo che è dentro di lei, è come mutato. Per questo è immune. Una volta rimosso saranno in grado di usarlo per creare un vaccino. Un vaccino. Cresce su tutto il cervello. Sì, tutto. Ah, bella questa. Trova qualcun altro. Non c'è nessun altro. Senti, adesso tu mi porti da... Oh! Oh! Basta. Ti capisco. Ma qualsiasi cosa pensi di vivere adesso non è niente in confronto a ciò che ho passato. La conosco da quando è nata. Ho promesso a sua madre di occuparmi di lei. Allora perché lasci che accada? Perché non si tratta di me. E nemmeno di lei. È che non c'è altra scelta. Già. Sì, continua a ripeterti queste stronzate. Scortalo fuori. Se alza un dito, sparagli. Grazie. Bel Non ringraziamento. sprecare questo dono, Joel. Alzati. Alzati, ho detto. Vai. Muoviti. Ho detto muoviti. Dammi una scusa. Da che parte? Che cazzo fai? Cammina. Ho detto cammina. Dov'è la sala operatoria? Senti, non ho tempo. Dov'è? Dov'è? All'ultimo piano. In fondo. Guarda.
Trovate il bersaglio ed eliminatelo. Noi cercheremo sugli altri piani. Sì, signore. Cercate sul piano, trovate il contrabbandiere e sparate a vista. Io ti troverò. Invece ti ho trovato io. Ma visto che mi danno proiettili, uno in Ma quanti sono? Tanti? Dai, vieni fuori. È stato veloce. Aia. Dove sei? Gli altri sono tutti in fondo là. E un po' alla volta li sistemiamo tutti, sì. Uno è là, uno è là. Vedo il contrabbandiere! Uno è là. E gli altri dove sono? Il contrabbandiere è qui! L'altro dov'è? No, gli altri? Ma quanti sono? Riesco a fare una mossa. Sì. Eccoti lì!
Mamma, sono morto. Aggiralo! Dovrei essere un po' più veloce. E se gli attacco per dietro? Dove ti nascondi? Cerchiamo bene qua in giro se c'è qualcosa. Bisogna nastri al massimo, ma... Beh, un medi dovrei farmelo di sicuro. Mi faccio anche un coltello. Dovrei farmi questi. Le bombe, ma... Qua dove eravamo all'inizio. Qua non c'ero mai stato. Vediamo se troviamo qualcosa di utile, ma non credo. Beh. Una bottiglia. Ce ne servono 50. Qui c'è qualcosa? No. Qui ci siamo già stati, ma diamo un'altra controllatina. Perché sono andati per di là? Vabbè, non importa. Succede laggiù! Pezzo di merda!
Guardami le spalle. Aggiralo. Lui è qui dentro! Aggiralo! Coprimi, vado avanti, gli ho detto! C'è qualcosa? No. Vediamo se c'è qualcos'altro, ma no, niente. Allora ragazzi, io mi fermo qui. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere. Come sempre vi ringrazio ancora per la visualizzazione. A presto da Joker Gaming.